Buonasera, ben ritrovate alla nostra trasmissione d'attualità 20 e 10. Questa sera si parlerà della legge elettorale. Il titolo, lo potete vedere, è il pasticcio della legge elettorale. Con noi in studio Sara Moretto, deputata del PD, e Valente Chiaregato, invece attivista del Movimento 5 Stelle. Buonasera. 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 Quindi partiamo tutto con ieri pomeriggio. Ieri pomeriggio la legge elettorale, la riforma è stata bloccata. Di fatto sì, c'è stato un incidente di percorso che una bagarre. Forse, sì, chiamiamolo incidente di percorso, che forse sarebbe accaduto comunque anche più tardi, è successo subito, e nel senso che appunto in un emendamento che andava a modificare un testo che avevamo concordato come quattro forze politiche, Partito Democratico, Lega Nord, Forza Italia e Movimento 5 Stelle, un emendamento che andava a modificare quel testo è stato approvato in un voto segreto, quindi questo è l'incidente che di fatto però ha fatto saltare l'accordo, perché ovviamente uno dei quattro contraenti di questo patto non lo ha rispettato, ha votato diversamente da come si era concordato e quindi è saltato l'accordo sul testo della legge elettorale. Insomma, quindi il PD che accusa il Movimento 5 Stelle dicendo ci avete tradito. Sì, se vogliamo proprio andare nel dettaglio dell'evento particolare, il tradimento l'hanno fatto un po' tutti, perché i voti sono mancati più o meno da un po' tutti questi gruppi. Dopodiché il Movimento, io non ero in aula perché non sono un eletto, ho potuto seguire le cronache e aveva annunciato che avrebbe votato a favore di quell'emendamento, motivando anche il voto. Dopodiché il numero di voti necessari non sarebbe venuto fuori se non ci fossero stati ampi, come vengono chiamati adesso, franchi tiratori, ma diciamo persone che hanno un'altra idea, okay? Appartenenti a tutte le altre forze politiche che hanno deciso autonomamente di votare per far passare questo emendamento, per cui non è un discorso di tradimento di una o più parti politiche, il discorso è che dentro il Parlamento non c'era l'accordo su questo emendamento, forse anche su tutto, questo magari adesso lo svisceriamo. In realtà appunto quello che io vorrei far capire anche ai telespettatori è: il PD dice no, l'accordo c'era, invece il Movimento 5 Stelle dice no, su questo emendamento non c'era l'accordo, e quindi era annunciata la cosa. Ma non è questo, cioè quando si discute, adesso magari cerchiamo di essere, giustamente prima della trasmissione dicevamo di non essere tecnici, cioè di non andare nel dettaglio tecnico. Diciamo che quando si costruisce una legge si fa un discorso di una commissione che è praticamente un mini parlamentino, dove c'è una rappresentanza di ogni forza politica, dove di fatto si costruisce il testo. Dopodiché si porta il testo in aula, cioè dove tutti i deputati possono partecipare e votare eventuali emendamenti, e lì si va a perfezionare, se possibile a migliorare, in seguito a una discussione comune, cioè dove sono presenti anche tutti quei deputati che ovviamente non erano presenti in commissione, e anche quelli della commissione, per cui in teoria la nostra Repubblica parlamentare prevederebbe questo iter, cioè commissione, poi aula, discussione, eventuali emendamenti da votare o da bocciare, e poi voto finale sul testo a quel punto modificato o non modificato. Questo sarebbe l'iter normale. Purtroppo nel Parlamento italiano negli ultimi anni si è persa un po' l'abitudine a utilizzare l'iter normale per arrivare alla formazione della legge. Dopodiché sul dettaglio, il dettaglio in sé non avrebbe cambiato l'impianto della legge, diciamo così. Non è che andava a influire su un punto decisivo, cioè se fosse saltato tutto per le preferenze, ad esempio, l'emendamento che non è stato votato sarebbe stato molto diverso, perché sarebbe saltato su un elemento fondante, pregnante dell'impianto della legge. In realtà il dettaglio era il voto del Trentino Alto Adige, per carità, massimo rispetto, però non è che quello era l'elemento decisivo. Diciamo che c'era un malcontento trasversale, quindi che prendeva più o meno tutti i gruppi, che non vedeva di buon occhio questa legge. Sara Moretto, sì, è appunto un po' diverso rispetto a quello che diceva lei prima. Ci siamo appunto detti, e concordo, di non andare nel tecnicismo, quindi rimaniamo nella, diciamo, dinamica politica, che è la dinamica delle relazioni che chi sta a casa può capire. Se quattro forze politiche, quattro persone decidono di intraprendere una strada insieme e quindi di portare avanti un progetto comune nel quale ciascuno ovviamente avrà rinunciato a qualcosa, perché è evidente per esempio che per il Partito Democratico
Democratico questa non era la legge ideale, però se si decide di fare una strada insieme si decide di farla condividendo un percorso e portando a casa un progetto. Al di là dei tecnicismi, in commissione si è portato avanti questo progetto e si è arrivati in aula con l'impegno reciproco da parte di tutti di votare quel testo. Io dico, al di là delle dinamiche che per esempio aggiungo, se eventualmente ci fosse stato il dissenso su quel punto, sta nella normalità che si chieda l'accantonamento di quel punto, si va avanti con il testo e quello sarebbe ritornato in commissione per un dibattito. Nessuno del Movimento 5 Stelle ha chiesto di riflettere, di fare un ulteriore passaggio su quel punto, quindi non ci sono alibi per quello che è successo ieri. Infatti sento dire non che non c'è stato un tradimento, ma che il tradimento è stato condiviso. Allora parliamo chiaro, il tradimento c'è stato rispetto ad un progetto comune, si è scelto di farlo al primo emendamento, quindi di accelerare la morte, diciamo, chiamo così, di questo progetto di legge, ma è evidente che le responsabilità stanno in chi dei 4 contraenti non ha rispettato il patto. Legittimo, assolutamente legittimo, abbiamo perso del tempo, abbiamo venduto agli italiani un qualcosa che non esisteva, tra l'altro i segnali di debolezza c'erano fin da subito perché il Movimento 5 Stelle aveva approvato questo percorso dopo aver consultato i propri elettori simpatizzanti. Improvvisamente si chiede di attendere per un'ulteriore consultazione. A me pare che ci sia da parte del gruppo parlamentare dei 5 Stelle la paura di prendere una decisione, anche che sia per il bene del Paese, anche che sia per avere finalmente una legge elettorale migliore di quella con la quale siamo stati eletti l'ultima volta, che tutti hanno criticato, compreso il Movimento 5 Stelle. L'occasione per cambiare la legge c'era, le volontà politiche apparentemente c'erano, però al primo buco, diciamo, al primo ostacolo, chi è caduto è il Movimento 5 Stelle. Quindi non vi aspettavate questa decisione? Decisamente no, il capogruppo del Partito Democratico l'ha detto chiaramente, abbiamo creduto in questo percorso, abbiamo messo alla prova i nostri partner ed evidentemente ci siamo fidati delle persone sbagliate. Infatti diceva il PD, insomma, il Movimento 5 Stelle, insomma, non solo ha tradito, ma non è stato leale. Il famoso emendamento di ieri ha ricevuto 270 voti a favore. 270. I deputati del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle iscritti sono 88, cioè quindi stiamo parlando di 88 rispetto a 270. Questi numeri ovviamente li potete verificare facilmente quando volete, quindi il fatto che si imputi a diciamo 88 su 270, che poi tra l'altro neanche tutti 88. Non è una questione di numeri, mi permetto, è una questione di, di comportamenti. È per avere chiare le cose, cioè non è che il Movimento 5 Stelle ha fatto saltare questa cosa perché ha votato questo emendamento. Questo emendamento è stato votato da tutti i partiti presenti in aula in maniera diversa come quantità. Sul PD si vocifera che siano 60, qualcuno dice 80, quelli che hanno votato, cioè dentro questi 270 voti ci sono 60, 70, 80, non si sa, poniamo che siano 60, sono 60 voti che hanno votato per quell'emendamento, per cui ripeto, io non sto qui, secondo me bisogna cercare di capire, di comprendere e di insomma, vedere la cosa con un po' di disincanto. Era una legge, ma il mio parere personale, personalissimo, intendiamoci, è che non era una legge particolarmente buona per i cittadini. Ricordiamo che la legge elettorale che cos'è? La legge elettorale è un meccanismo, è un algoritmo, una formula matematica, mettetela come volete, che stabilisce il vostro voto a quale eletto deve corrispondere, cioè trasforma i voti dei cittadini in seggi al Parlamento. È quindi un meccanismo assai importante perché determina le persone che vengono elette e soprattutto di quale partito o schieramento politico. Quindi è qualcosa di estremamente importante e noi siamo in una repubblica dove abbiamo avuto per 40 anni un sistema praticamente proporzionale secco, dopodiché a seguito di un referendum nel 93 siamo passati al maggioritario che invece ha funzionato per un certo numero di anni, dopodiché la maggioranza di centrodestra nel 2005 ha scelto di cambiare un sistema elettorale che secondo me funzionava bene, anche questo mio parere personale, in quello che viene chiamato porcellum, perché il suo relatore Calderoli della Lega lo definì una porcata, e non si accorse che non era applicabile
anche al Senato, perché probabilmente non aveva letto la Costituzione, dove c'è scritto che il Senato viene eletto su base regionale, non nazionale. Dopodiché, in seguito a questo, si è sempre detto bisogna cambiarla. Il PD, il governo Renzi, ha fatto una legge, il cosiddetto Italicum, che non ha mai visto la luce, ovvero non è mai stata applicata, cioè non abbiamo mai votato con quella legge ed è stata già resa incostituzionale. Quindi facciamo attenzione, perché bisogna avere una legge elettorale buona, efficace. Secondo me si farebbe prima a tornare a quelle che funzionavano. Scuote la testa. No, cioè, siccome sono d'accordo che ai cittadini bisogna parlare in maniera trasparente, non penso che chi sta a casa abbia bisogno di una storia sulle leggi elettorali con le quali negli anni ha votato. Ha bisogno di capire se rispetto ad una legge elettorale sulla quale tutti siamo d'accordo, ci sono delle critiche forti, che è il Porcellum, c'è la volontà, la responsabilità delle forze politiche di cambiarla. Io penso che sia questo che interessa oggi a chi ci sta guardando da casa. Ieri avevamo l'occasione di cambiarla con un modello che, ripeto, non era magari l'ideale per tutti, ma che migliorava rispetto al Porcellum e che aveva avuto l'ok informalmente in un tavolo politico, formalmente in commissione con il voto sugli emendamenti, perché l'emendamento che ieri è stato approvato, quindi modificando il testo base, aveva avuto la contrarietà del Movimento 5 Stelle in commissione, e non è, come diceva appunto l'amico qui con me, che si lavora in commissione e perché poi il Parlamento in aula comune cambia il lavoro. Si lavora all'interno di un gruppo parlamentare fidandosi anche dei gruppi che lavorano nelle commissioni, e ciascun gruppo parlamentare ha strumenti di condivisione, le assemblee di gruppo. Cioè, quando il Partito Democratico, parlo per me a questo punto perché evidentemente nei 5 Stelle non funziona così, quando il gruppo parlamentare della commissione prima fa un lavoro, riuniamo il gruppo, la commissione riferisce su quello che è l'andamento del gruppo, lo condividiamo e poi in aula ci si adegua. Mi pare che ci sia tanta passione nel cercare il francotiratore del PD, di Forza Italia, ma non stiamo a guardare i numeri piccoli, guardiamo le volontà politiche. La volontà politica di cambiare la legge elettorale ieri il Movimento 5 Stelle non l'ha avuta. Cosa ci troviamo ora quindi? Esatto. Ci troviamo con una legge che la sentenza della Corte Costituzionale ha parzialmente modificato, perché l'Italicum non è incostituzionale. Sono state giudicate incostituzionali 2 elementi di questa legge, che verranno quindi tolti, ma è una legge che non è immediatamente applicabile, perché non è applicabile al Senato, quindi necessiterà comunque di un intervento tecnico o politico perché possa essere applicata. Quindi è evidente che il voto di ieri lascia il Paese di nuovo in un vuoto rispetto alla legge elettorale, e non è che possiamo chiamarci fuori dalle responsabilità quando i fatti erano pubblici e li abbiamo visti in TV. E qui vorrei fare una domanda a entrambi. Questo stop di ieri, quello che è accaduto ieri, lei diceva è grave perché fa saltare quell'accordo che c'era prima, certo. Giusto? Sì, 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 lo fa saltare perché, come dicevo, al di là del contenuto, quando si fa un patto, chi non lo rispetta è un traditore. Che sia amico o avversario politico, cioè anche che io e lei fossimo avversari politici, ma facciamo un patto, se io non lo rispettassi sarei una traditrice, e questo è il senso delle parole. Dall'altro, andando nel merito del contenuto, è evidente, e il Movimento 5 Stelle lo sapeva, che per noi quel passaggio era un passaggio che non poteva essere modificato, non solo perché riguarda equilibri politici e il mantenimento del patto politico che c'era anche al Senato, ma anche nel contenuto, perché dietro a quell'emendamento che banalmente ieri sera Grillo ha semplificato dicendo noi volevamo una legge uguale per tutti mentre il PD vuole farle diverse per regione, io inviterei a informarsi e a studiare un po' di più. Nel 1947 il nostro paese ha firmato un patto internazionale, il patto De Gasperi-Gruber, che tutela una minoranza linguistica che è vera, che esiste, che è fatta di persone, e garantisce che questa minoranza linguistica abbia una sua rappresentanza. L'applicazione tout court della legge anche in Trentino Alto Adige avrebbe impedito questa rappresentanza, perché non avrebbero raggiunto il 5%, lo sbarramento necessario per entrare in Parlamento. Quindi anche nel contenuto il Partito Democratico non era assolutamente d'accordo nella modifica.
Allora, la stessa domanda vorrei porla a lei. No, allora, 2 o 3 cose. Innanzitutto l'Italicum è stato approvato e cassato in alcune parti rilevanti, una su tutte il ballottaggio, dalla Consulta, per cui adesso tecnicamente nel giro di pochissimi giorni si può sistemare e può essere, anzi è applicabile, deve essere applicabile, non può esistere un vuoto normativo sulla legge elettorale. Per quanto riguarda il Senato non è che non esiste, esiste la legge precedente, cioè il Porcellum, è ancora in vigore per il Senato, perché il governo Renzi ha pensato bene di fare una legge elettorale solo per una Camera, dando per scontato così che sarebbe passato il referendum costituzionale, che invece non è passato. Un altro pasticcio, cioè le leggi si fanno dopo che la Costituzione eventualmente è stata modificata, cosa che invece non è avvenuta in questo caso. Per quanto riguarda l'emendamento in sé, ripeto, non era un emendamento che cambiava l'impianto della legge, per cui si poteva tranquillamente proseguire, e se è vero che c'è stato un tradimento del patto, il tradimento è stato trasversale, perché ripeto, 270 voti a favore di quell'emendamento, il Movimento 5 Stelle è composto di 88 deputati, quindi tutti gli altri 180 erotti sono arrivati dal Partito Democratico, da Forza Italia, anche se non sbaglio dagli esuli del PD, cioè trasversale. Evidentemente c'era dentro il Parlamento l'idea che questa legge non dovesse essere approvata. Un'altra cosa dico, è vero che in Commissione viene discussa una legge, poi viene portata in Aula e ci si fida dei propri colleghi in Commissione, tutto vero, ma è anche vero che il Parlamento, si chiama così perché si dovrebbe anche parlare dentro il Parlamento, no? Faccio la battuta. Il Parlamento dovrebbe essere un luogo dove si discute, quindi sì in Commissione, ma non è che poi quello che la Commissione licenzia deve essere per forza santo e intoccabile. Spesso il Parlamento in Aula ha fatto delle modifiche positive, spesso una Camera ha approvato una legge, questa legge è andata nell'altra Camera e nell'altra Camera sono state apportate modifiche positive, quindi non è assolutamente detto che il lavoro della Commissione sia perfetto e intoccabile, anzi spesso in Aula vengono fuori dibattiti positivi che migliorano le leggi. Dovrebbe essere così, purtroppo siamo stati abituati negli ultimi 30 anni, anzi negli ultimi 25 dopo l'avvento di Berlusconi soprattutto, al fatto che si presentano decreti legge, quindi di fatto il Parlamento viene esautorato dalla propria funzione di organo legislativo, le fa il governo le leggi, le porta dentro il Parlamento al 60° giorno e le fa approvare mettendo la fiducia. Una pratica sconsiderata che di fatto rende i parlamentari, compresa la signora qua di fianco a me, delle persone completamente inutili. Io però una domanda la faccio. Allora, Luigi Di Maio ieri sapeva benissimo che se quell'emendamento fosse stato approvato l'accordo sarebbe saltato. Io so benissimo, come sanno tutti gli italiani, delle divisioni interne al Movimento 5 Stelle, tant'è che ieri a sostegno di questo emendamento è intervenuto Fico, poi c'è stato una bagarre, insomma le divisioni tra i partiti ce li hanno tutti, non è che esatto, qualcuno è immune, però dico, parlo di Di Maio in qualità di rappresentante del gruppo parlamentare, sapeva benissimo che approvando quell'emendamento l'accordo sarebbe saltato. Allora la domanda che faccio io ai 5 Stelle è: ma allora vi va bene che si vada a votare con quello che resta dell'Italicum e con il Porcellum? Ma allora non andate a dire agli italiani che voi siete responsabili e che la legge elettorale la volete cambiare. Perché alla prova dei fatti non è stato così. Lei mi dice esiste una legge elettorale, non c'è una vacanza, per cui si può andare a votare così. Ma allora perché fino a ieri la volevate votare? Guardate che veramente, cioè, questa cosa non regge. E gli aggiustamenti è vero che si possono fare, ma il Quirinale ieri sera ha diffuso un comunicato stampa, il Presidente della Repubblica ha detto: io il decreto non ho intenzione di farlo per sistemare la legge elettorale, lo farò in extremis, in scadenza di legislatura, se le forze politiche non sono in grado di procedere in questo percorso. Il decreto non lo può fare il Presidente della Repubblica su questo argomento, e secondo di aggiustamento delle cose. Lui dice nessun intervento, ma comunque sia, neanche il governo dovrebbe fare un decreto. I decreti li valida il Presidente della Repubblica, questo lo sappiamo, però no? Dico, esatto. Ma neanche il governo dovrebbe fare una legge, un decreto sulla legge elettorale. Ma infatti è per quello che abbiamo provato a farle insieme. Qualcuno la fa saltare, poi dice però non si può sistemare. Mettetevi d'accordo con voi stessi, mettetevi d'accordo con voi stessi. Bisogna avere un po' di ragionevolezza. Qua sembra la suocera con la nuora, no? Bisogna avere, secondo me, un po' di ragionevolezza e capire che
sono 630 persone dentro quell'emiciclo, con 630 personalità. Difficilmente vengono elette in Parlamento delle persone che non hanno nervo, che non hanno carattere, e quindi insomma bisogna cercare anche, secondo me, di, no? Visto che io non sono lì dentro, quindi posso parlare senza conoscere, però un pochino di persone che sono lì le conosco, e secondo me bisognerebbe avere anche un po' di ragionevolezza, perché le persone a casa sono stanche di sentire colpa tua, scusi, è colpa però mia, solo cioè... una domanda prima della pubblicità, poi torniamo in studio dopo. Però questo stop che avevo chiesto anche di fatto ha fatto saltare questa cosa. Ma secondo me no, io non credo, perché dal punto di vista tecnico non c'è nessun problema, basta tornare ma dal punto di vista politico però... Insomma, non siamo lì a farci prendere di certo in giro, cioè, no? Secondo me bisognerebbe rimettersi là con molta calma, ricucire. Durante Secondo la Prima lei si può Repubblica, ricucire? ma guarda, io allora, non sono nostalgico della Prima Repubblica, che anzi considero quasi totalmente negativa. Proprio in breve che andiamo in pubblicità? Però lì erano più bravi a fare queste cose, cioè a risedersi un attimo, a ricucire, a rivedersi, a rivalutare. Secondo lei invece... No, tutto fila, insomma, hanno le idee un po' confuse. Ma no, allora, ci fermiamo solo un attimo, c'è la pubblicità, poi torneremo in studio e torneremo a parlare di questa legge elettorale. E siamo tornati nuovamente in studio con 20 e 10, abbiamo continuato a parlare di questa legge elettorale. La domanda che io vorrei fare a tutti e due adesso è: ora, cioè, divisione politica, patto, accordo saltato, che cosa accadrà? È evidente che quando accadono queste cose che, ripeto, al di là delle tecnicismi hanno un valore politico e c'è una frattura così forte, è evidente che sarà difficile riprendere questo percorso. Io ovviamente vedremo, noi avremo una discussione come gruppo parlamentare alla ripresa dei lavori dopo le amministrative, quindi martedì, e decideremo insieme come procedere. Vedo assolutamente difficile riprendere il percorso di questo testo di legge, anche perché, ripeto, quell'emendamento l'ha modificato e per noi l'ha modificato in maniera profonda, e quindi non può essere, diciamo, non ci possiamo passare sopra, non è una cosa sulla quale possiamo andare avanti comunque, e gli altri componenti del tavolo lo sapevano benissimo, tant'è che anche Forza Italia aveva la Biancofiore che l'ha presentato, ma il resto del gruppo diciamo, ha votato in maniera diversa. E vedremo quali altri percorsi si possono fare. Io devo dire che noi siamo arrivati lì facendo tante proposte, perché il Partito Democratico è partito dall'Italicum, ha proposto il Mattarellum e siamo arrivati a questo modello qui. A tutte le nostre proposte è stato portato un no, sia dai 5 Stelle sia dagli altri gruppi parlamentari. Quindi insomma noi penso che abbiamo anche esaurito le nostre capacità di proposta, rimanendo assolutamente disponibili ad un lavoro che ci porti, come dico, all'obiettivo che è quello di dare agli italiani una legge elettorale migliore di quella con la quale ci sono state le ultime elezioni politiche. Quindi secondo lei quindi cosa accadrà? Per qualche, mi ricordo un antico adagio che diceva: se un medico ti cura male forse è meglio cambiare medico, no? Allora, il Partito Democratico e la maggioranza che l'ha sostenuto ha già fatto una legge elettorale in questa legislatura che è l'Italicum, che sappiamo che non ha riscosso tutto il successo sperato da loro in Corte Costituzionale. Quindi in realtà stiamo parlando con chi la legge elettorale l'ha fatta, e l'ha fatta in maniera non conforme, non completamente conforme alla nostra Costituzione. Oltretutto così, cassato in quel modo, perde proprio il suo spirito, perché quella legge, l'Italicum, si basava sul fatto che, come diceva sempre Renzi, bisogna sapere il giorno delle elezioni chi ha vinto, e togliendo il ballottaggio questo effetto praticamente si annulla, quindi perde proprio il suo spirito. È vero che è stata cassata in pochi punti, ma sono i punti nevralgici, quelli che facevano di quella legge quel tipo di legge, quindi è diventata semplicemente un semplice proporzionale con un premio, però bisogna raggiungere il 40% dei voti, che ovviamente è molto complicato. Tra l'altro questa legge che era in discussione era abbastanza figlia anche dell'Italicum sotto questo aspetto, cioè che per andare al governo da soli o comunque in coalizione bisognava raggiungere il 40%, cosa praticamente mai successa. Forse l'ultima volta è stato Berlusconi
col suo centrodestra nel 2001, se non mi ricordo male, ha fatto 41,5. Ma non è così semplice raggiungere percentuali del genere, soprattutto con la divisione, il frastagliamento politico. Cosa si può fare? Secondo me è una cosa estremamente banale, cioè bisogna continuare a discutere, a confrontarsi in maniera aperta, bisogna cercare di fare in modo, perché secondo me le persone che sono a casa, se noi peschiamo a caso 10 persone simpatizzanti del movimento e 10 persone simpatizzanti del PD, secondo me ce la fanno a trovare un accordo. E questo è il paradosso, quindi bisognerebbe che chi sta in Parlamento facesse un pochino più di fatica, si sforzasse un pochino di più di trovare un accordo, e per carità fate una legge elettorale costituzionale. Ma scusi, però i vostri elettori vi avevano già dato l'ok su questa legge? Ma certo. Avevate fatto una consultazione nel vostro modello di democrazia diretta e avevate avuto l'ok su questo testo, quindi i vostri elettori vi avevano già detto che cosa fare. Poi improvvisamente, siccome da fuori arrivano un po' di spauracchi, no, guardi, ci si risente. facciamo così, ma lei ha votato a favore di questo emendamento? No, io ho votato contro, contro. Allora, però, ma lei come si pone nei confronti dei 60-70 del suo partito che hanno votato a favore di quell'emendamento? I 60-70 sono meno, franchi tiratori sono diciamo diffusi in tutte le forze politiche, perché lei non è in grado di dire. Quelli del PD sono perché se dai stiamo 60 agli 80, cioè, questi sono conti secondo che ricostruzioni, diciamo, della stampa. Ricostruzioni di qualcuno. Allora, ma lei come si pone nei confronti di questi? I franchi tiratori sono franchi tiratori perché non sono identificabili, e nella logica dei numeri potranno essere in qualsiasi forza politica. Allora, la conduttrice giustamente ci poneva una domanda, ma adesso che si fa? Io chiedo, dopo che noi abbiamo esaurito tutte queste proposte, qual è la proposta di legge elettorale del Movimento 5 Stelle? C'è già, è depositata in Parlamento. Ne avete cambiate 4. No, non è vero. E ieri, con quello che è successo, per l'ennesima volta, chi dice di voler far politica e rappresentare i cittadini rinuncia a farlo, perché quando si dice che c'è una legge modificata dalla Corte Costituzionale, si lascia che a legiferare sia la Corte Costituzionale. Assumiamoci la responsabilità di quello che si fa. Ma questo non è colpa della Corte Costituzionale, ma è colpa di chi ha fatto una legge incostituzionale. Io dico, la colpa è che quando si assume un impegno di fronte ai cittadini e assumendo un ruolo, quello che ho anche io come parlamentare, e le assicuro che non mi sento inutile, mi sento rappresentante dei cittadini del mio territorio, quando io sono lì sento la responsabilità di lavorare per i cittadini che stanno fuori, e ieri lavorare per i cittadini che stavano fuori significava portare a termine il progetto condiviso sulla legge elettorale. Questa è la responsabilità che ieri i deputati avevano. C'è un problema culturale, abbiamo ancora tempo? Io volevo dire, anche... c'è un problema culturale, io lo voglio proprio, ma senza nessuna offesa, intendiamoci. C'è sempre questo atteggiamento del Partito Democratico e di quello che c'era prima del Partito Democratico, parte soprattutto sinistra, ovvero che quando qualcosa la presentano loro deve essere per forza buona, deve essere per forza... L'abbiamo presentata insieme, non l'abbiamo presentata io, le è chiaro questo? Unta dal Signore, no? L'abbiamo presentata insieme, ci faccia spiegare meglio le cose. L'estensore di questa legge è Fiano, se non mi ricordo male, ma comunque certo, il relatore sì, ma l'hanno votata anche i 5 Stelle in commissione. È come se questo fosse una cosa, l'abbiamo presentata noi, quindi è buona. Allora, per la cronaca, il Movimento 5 Stelle ha presentato in Parlamento una proposta di legge elettorale che è venuta fuori da una lunga consultazione in rete, che è molto articolata e che ovviamente è consultabile facilmente quando volete. Una cosa, insomma, siamo quasi alla fine. Un ultimo velocemente. E quel mistero del tabellone che è apparso con i voti che in teoria dovevano essere segreti e poi invece sono stati palesi? Beh, quello io la considero una cosa molto grave, è evidentemente un errore tecnico, perché quando la Presidente della Camera o il Presidente di Camera di turno annuncia il voto segreto, poi tecnicamente è un tecnico che attiva la modalità segreta. Secondo lei è stato un incidente? Un errore molto grave, però no. Secondo me no. Beh, loro sono i maghi delle dietrologie, ma non è possibile. Si sa, quella è una specialità che lascio a loro. Guardate, fate questa cosa se volete divertirvi. C'è il fermo immagine con le lucine rosse. L'hanno già fatto tutti, e verdi, non serve se la sovrapponete all'immagine poi con le lucine bianche, ovviamente più o meno corrispondono, perché tutti quelli che avevano votato subito hanno rivotato. Però non corrispondono i numeri, cioè non ci sono 270 verdi nella prima immagine. Ci sono tutti i verdi del 5 Stelle, quelli si vedono. Quando uno ha visto il tabellone, dopo ha visto i bianchi, ha cambiato il voto. Purtroppo siamo quasi in conclusione, insomma bisognerà attendere proprio velocemente, proprio 2 minuti, bisognerà attendere
dopo le amministrative per capire cosa accadrà. Esatto, il Partito Democratico evidentemente farà una riflessione sia politica che ovviamente di percorso su quello che ci sarà da fare. Questo avverrà ovviamente anche per il Movimento 5 Stelle. Avverrà per tutti. Tutti probabilmente si dovranno dotare di una sfera di cristallo per capire la cosa politica accadrà. È veramente un disastro, bisogna dire la verità. No, dipende da chi la fa, sicuro. Sì. Bene, purtroppo il tempo è finito, ci sarebbe stato da dire anche molto di più. Speriamo di aver fatto capire più o meno quello che è accaduto ieri pomeriggio. Io ringrazio i miei ospiti e vi do appuntamento per domani, stessa ora 20:10, sempre qui con altri argomenti. Grazie, arrivederci.